Venerdì 4 novembre, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto quotidiano appuntamento con l'informazione dal Veneto. Anche oggi un'edizione di Focus TG rigorosamente in diretta fino alle 13:30 con tante notizie di cronaca e poi un ampio spazio dedicato all'attualità, agli approfondimenti di temi come i rincari, come le difficoltà economiche, ma anche come l'autonomia e come le tante iniziative che stanno contrassegnando questo periodo per quello che riguarda anche la ripartenza di attività turistiche, di iniziative sportive e culturali. Insomma, un'ora e mezza da trascorrere in vostra compagnia per restare informati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto. Come d'abitudine, il primo blocco del nostro Focus TG lo dedichiamo alla cronaca e torniamo a parlare del drammatico incidente che è costato la vita a Miriam Ciobanu, obbligo di dimora nel comune di residenza e nella notte dalle 20 alle 6 del mattino per il ragazzo che ha investito la giovane vittima. Questa è stata la richiesta della procura per Alessandro Giovanardi, il 23enne che ha ucciso Miriam Ciobanu nella notte di Halloween. Il GIP ha già emesso la misura cautelare. Alessandro è uscito dal carcere, ha risposto alle domande del giudice confermando di non aver visto la ragazza sulla strada. Potrà uscire dal comune di residenza per andare al lavoro. È, lo ricordiamo, operaio in una ditta di Fonte. Gli esami hanno confermato anche l'assunzione di cannabinoidi nel pomeriggio precedente alla tragedia. E adesso nel prossimo servizio ascoltiamo le parole della mamma di Miriam. È la prima volta che vengo a vedere. La prima volta di mamma Adriana sul luogo dell'incidente, qui dove la sua Miriam, la primogenita, ha perso la vita in una notte travolta e uccisa da un'auto, una notte che rimane ancora piena di ombre. Sul braccio mostra il tatuaggio fatto 2 giorni prima, ci sono il suo nome, quello del papà, quello di Miriam e Charlie, la secondogenita e quello di altri 2 fratelli che non sono mai nati. Ci eravamo anche sentite. Mi aveva girato la posizione, mamma sono qui, tranquilla, mangiamo una pizza, ci guardiamo un film horror. Arriva in via Vittorio Veneto all'ora di pranzo con alcune amiche. Poco dopo la raggiungerà anche Charlie, un piccolo rito familiare, il gruppo accende dei lumini. E mentre sui social si consuma un botta e risposta tra Tommaso Dal Bello, il fratello del fidanzato di Miriam, che racconta di aver cercato di fermare la ragazza, e la stessa Adriana, oggi questa mamma chiede silenzio, parla di perdono e trova la forza per parlare a tutti i ragazzi che hanno ancora una vita davanti. Cosa ci cambia? Cosa ci cambia? Di fatto sta che la Miriam non c'è più, basta. Polemiche, verità, non verità, non cambia niente. Niente. Sono incoscienze che i giovani attuano, inconsapevoli forse delle reali conseguenze. Quindi ragazzi al volante, se avete bevuto, se avete fatto la cosiddetta festa, dormite in macchina piuttosto, chiamate a casa. Se sono disponibile per tutti voi, questi che mi state intervistando, è proprio per... Se ne salviamo uno abbiamo già fatto tanto. Per questo lo faccio. Un appello toccante, immagini che straziano il cuore anche solo a vederle, nel cercare di immedesimarsi in quello che è appunto il dolore che sta vivendo una famiglia, che stanno vivendo 2 famiglie e anche un'intera comunità. I sindaci dei comuni colpiti dalla tragedia di Miriam chiedono intanto che sulle polemiche di questi giorni cali il silenzio per il rispetto del lutto e del dramma. Miriam Ciobanu voleva essere cremata, come la sua famiglia sentiva di non avere radici. In queste ore papà e mamma stanno decidendo come accompagnare la figlia nell'ultimo viaggio. Il nulla osta alla sepoltura ancora non è arrivato. Il parroco di Paderno e Fonte, Don Gabriele, oggi ha sentito i familiari. Il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato, in serata deciderà se proclamare per quel giorno lutto cittadino.
3 sindaci, 3 comunità coinvolte e sconvolte da questa tragedia. Fonte, dove viveva Miriam con il papà e la sorella, Pieve del Grappa, attraversata dalla strada maledetta, spesso percorsa a velocità che vanno ben oltre il limite consentito, e dove Miriam si trovava prima della tragedia. E poi San Zenone degli Ezzelini, dove stava tornando Alessandro. Ho parlato con il papà è disperato, il papà appunto mi ha detto, ha ammesso che suo figlio correva. Non abbiamo parlato delle altre cose, lasciamo appunto sia alla giustizia poi a discuterne e a parlarne, però anche lui è molto dispiaciuto e molto disperato. Tra l'altro mi ha detto anche che conosceva la famiglia della ragazza, per cui la situazione appunto diventa ancora più triste. Il mondo sta parlando, almeno noi, la comunità di questi ragazzi, facciamo silenzio nel rispetto del dolore di tutti. Vi prego. Scrive questa mattina Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa. Al suo appello si associa anche il collega di San Zenone, Fabio Marin. È importante fare silenzio perché la magistratura deve fare il suo corso e non dobbiamo davvero continuare a distruggere le vite e le famiglie che già stanno subendo questo grande dramma. Voltiamo pagina, ma restiamo nell'ambito della cronaca. Senza soste, le razzie alle auto e la caccia ai pezzi di ricambio. L'ultimo colpo in ordine di tempo a Campodarsego, ma è tutta la zona della provincia di Padova a essere interessata da questo fenomeno. Hanno tagliato la recinzione di casa e alla sua auto hanno letteralmente staccato cofano, fari, sensori, radar e persino le spazzole del tergicristallo. È solo l'ultimo in ordine di tempo il colpo messo a segno dalla banda dei pezzi di ricambio lungo via Caltana di Campodarsego ai danni di un imprenditore che così si è sfogato sui social. Questi ladri non hanno timore né di strade di forte passaggio né di sistemi di allarme. Cosa dobbiamo fare per proteggerci? Altri 2 colpi sono stati messi a segno nelle ultime ore in altri 2 comuni dell'Alta Padovana. A Trebasele, che hanno tolto e rubato il catalizzatore a un veicolo lasciato in un parcheggio pubblico. A Noventa Padovana la vittima è un rappresentante. Alla sua auto sono stati asportati cruscotto, fanali, specchietti retrovisori. Maxi sequestro da 5 milioni di euro a un noto pregiudicato dopo il controllo della Guardia di Finanza di Padova. Una vita da nababbo tra auto di lusso e appartamenti di pregio a Jesolo e Padova. Peccato che dichiarasse redditi esigui e soprattutto fosse un noto pregiudicato veneziano ben conosciuto dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle gli hanno sequestrato i beni assieme a una imbarcazione da diporto e 2 milioni in contanti per l'ammontare complessivo di 5 milioni di euro. Le indagini dei finanzieri hanno appurato che l'uomo aveva una residenza fittizia nel Principato di Monaco, pur non essendosi mai spostato da Padova. E la vita da nababbo farebbe pensare che l'individuo vivesse con i proventi di attività illegali. L'uomo, ritenuto dagli inquirenti socialmente pericoloso dati precedenti penali, è implicato in numerosi processi per reati tributari, riciclaggio, violazioni delle leggi sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sulla base di queste risultanze, la sezione distrettuale delle misure di prevenzione del Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura, ha fatto scattare il provvedimento di sequestro per la confisca. E si è chiusa la vicenda giudiziaria dell'attentato alla macelleria Bagnoli di Sopra. Lo ricorderete, avvenuto nel giugno del 2021. Hanno deciso di patteggiare 5 dei 6 indagati. Si è chiusa la vicenda giudiziaria dell'attentato alla macelleria di Andrea Parton a Bagnoli di Sopra, nella Bassa Padovana. Davanti al giudice, in 5, tra cui padre e figlia, hanno patteggiato in accordo con il pubblico ministero Sergio Dini, che ha seguito le indagini. Un sesto indagato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Le accuse spaziano dalla detenzione dell'ordigno esplosivo ai danneggiamenti all'esercizio commerciale, dal furto alla detenzione di armi, caricatori e munizioni, dalla ricettazione alle lesioni, dalla violenza privata al favoreggiamento. Nella notte tra il 13 e 14 giugno del 2021 a Bagnoli di Sopra era esplosa la vetrina della macelleria di Andrea Parton. Dalle carte processuali e secondo le ricostruzioni degli inquirenti, tutto nacque da questioni di gelosia per una donna contesa che poi ha portato a risvolti investigativi inaspettati con padre e figlia che custodivano un vero e proprio arsenale composto da pistole, fucili a pompa, caricatori, cartucce e fondine.
Lo avevano già arrestato più volte, era stato scarcerato, ma è tornato a spacciare. Arrestato, come si diceva già in passato, un algerino è stato sorpreso dalla polizia in piazza Gasparotto a Padova e per lo straniero è scattato il rimpatrio. Lo avevano arrestato più volte, era stato anche condannato a 3 anni per spaccio per reati consumati a Padova tra il 2017 e il 2019. Aveva ottenuto il divieto di dimora in città come misura alternativa alla detenzione, ma era tornato in strada a vendere droga e per lui si erano riaperte le porte del carcere. Era infine stato rimesso in libertà il 20 ottobre scorso il sedicente 24enne algerino, pizzicato dagli agenti della questura di Padova in piazza Gasparotto nel corso di uno dei servizi di controllo messi in atto nella zona, ancora una volta con le mani nel sacco. Il 24enne è stato infatti sorpreso mentre si preparava a confezionare dosi di cocaina tagliando le estremità di guanti in cellofan trasparenti. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato. La polizia ha subito avviato le procedure per l'espulsione e condotto il 24enne al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo in diretta insieme a voi tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, proseguiamo con le notizie di cronaca. Dopo i furti in appartamento nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale di Mogliano alza ulteriormente il tiro e si raccomanda con i cittadini di prestare attenzione e di collaborare con le forze dell'ordine. Mogliano rimane un territorio molto appetibile per i topi d'appartamento, ne è consapevole anche l'amministrazione comunale dopo i casi dei giorni scorsi che hanno avuto come vittime dei ladri 3 appartamenti del quartiere Centro-Nord. Da parte del comune arriva la solidarietà per le famiglie e l'assessore Donadel ribatte un punto fermo del lavoro avviato fino a qui, atto a prevenire ulteriori episodi di criminalità, rinforzando perentoriamente i servizi di controllo della polizia locale e carabinieri. Stiamo investendo circa 200.000 euro all'anno per aumentare quella che è la videosorveglianza, infatti prossimamente partiranno i lavori anche nel quartiere Ovest, come sono stati già coperti altre zone. Lavoriamo anche dal punto di vista della prevenzione con i gruppi del controllo di vicinato, con un incontro che è stato fatto circa 15 giorni fa, tenuto dal tenente colonnello dei carabinieri Elmano Magistris, dove ha spiegato come prevenire i furti con la tecnica dell'abbraccio. I casi dunque non sono limitati ai topi di appartamento e per chi avesse il timore di trovarsi i lampioni spenti a causa del caro bollette non mancano le rassicurazioni. Siamo uno di quei comuni che ha deciso di mantenere l'illuminazione così come sta, proprio per non andare a compromettere quella che è la sicurezza dei cittadini, a discapito ovviamente di costi energetici che hanno colpito un po' tutti quest'anno. 10 giorni fa aveva investito un ciclista a San Giorgio delle Pertiche ed era fuggito. Ora è stato rintracciato e denunciato un 20enne di Campo San Piero. Rintracciato il pirata della strada che lo scorso 21 ottobre aveva investito un ciclista che percorreva via Signoria a San Giorgio delle Pertiche. Si tratta di un 20enne di Campo San Piero denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso. I carabinieri del Norm di Cittadella, intervenuti sul luogo dell'incidente, avevano rinvenuto a terra la calotta di uno specchietto retrovisore di una Volkswagen. Questo ha permesso agli investigatori di cercare la vettura controllando i varchi elettronici e confrontando le testimonianze. Sono quindi risaliti alla targa e al guidatore. Il 20enne in un primo momento ha negato le proprie responsabilità per poi ammettere tutto davanti alle evidenze. Per coprire il danno allo specchietto lo aveva coperto con una maglietta e nascosto la vettura nel capannone di un conoscente. Il veicolo è stato sequestrato e la patente dell'uomo è stata ritirata. Ci spostiamo adesso a Vicenza, occupazione del comune, lo ricorderete, da parte dei Notav. Ebbene, 17 denunce per la manifestazione non preavvisata.
Scattate le denunce per la manifestazione dei movimenti No TAV non autorizzata dal questore e la conseguente occupazione di Palazzo Trissino del 18 ottobre. Al termine delle indagini effettuate con il supporto delle immagini, la Digos ha denunciato alla Procura di Vicenza 17 persone. In 3 dovranno rispondere del reato di manifestazione non preavvisata, mentre gli altri 14 di occupazione abusiva di edifici pubblici. In quell'occasione una cinquantina di attivisti si erano introdotti all'interno della sede del Comune di Vicenza al fine di porre in essere un'estemporanea e non preavvisata manifestazione di protesta allo scopo di far convocare un consiglio comunale straordinario per la discussione del progetto della linea TAV Verona-Padova riguardante l'attraversamento di Vicenza. L'opera di mediazione degli agenti della Digos aveva convinto una parte di manifestanti ad uscire volontariamente dal municipio, mentre un altro gruppo di manifestanti aveva deciso di rimanere oltre il normale orario di chiusura degli uffici, dichiarando l'intenzione a rimanere all'interno ad oltranza o comunque sino all'ottenimento delle loro richieste. Vista l'opposizione a lasciare lo stabile, si era reso necessario lo sgombero coatto. Parliamo di sicurezza, controlli straordinari antidroga dei carabinieri ieri in tutto il territorio comunale di Valdagno, passati al setaccio, bar e locali del centro. Valdagno. 47 persone sono state controllate e identificate nella serata di ieri dai carabinieri del comando provinciale. Un giro di vite straordinario degli uomini dell'arma mirato al contrasto dello spaccio del consumo di stupefacenti nel corso della movida serale nei bar e locali pubblici abituali luoghi di ritrovo giovanile. Sono state impiegate complessivamente 10 pattuglie supportate dal nucleo cinofili di Torreglia che hanno permesso di ritrovare tracce significative di stupefacenti, in particolare 6 grammi di marijuana, ancora oggetto di verifiche e accertamenti, occultate all'interno di un bagno di un noto locale di Valdagno. In un secondo locale, invece collocato nella prima periferia della città, un uomo di 49 anni è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti perché è trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e 2 di hashish. La patente di guida gli è stata inoltre ritirata. Nel corso dei controlli straordinari del territorio sono stati passati al setaccio 27 autoveicoli. Nel corso delle verifiche amministrative una vettura è stata sequestrata perché trovata con l'assicurazione scaduta a maggio. Ha fatto e sta facendo molto discutere nel bene e nel male il decreto del governo, il decreto anti-rave. Ebbene, ieri a Vicenza Lamberto Giannini, capo della polizia, ha affrontato la questione con tutte le varie riflessioni sul caso e quindi polemiche, ma anche tanti che hanno condiviso questa linea. Sentiamo. Quando ci sono delle legalità cerchiamo di intervenire nella maniera migliore per poter limitare i danni e anche per poter preservare dell'incolumità, come è accaduto nell'ultima circostanza dove praticamente questo raduno si stava verificando in un luogo insicuro. Pensieri e parole di Lamberto Giannini che, in occasione della medaglia d'oro di benemerenza consegnata dalla provincia di Vicenza alla Polizia di Stato, ha affrontato la questione che sta monopolizzando la discussione politica, il decreto anti-rave party. Ma oggi le forze dell'ordine sono impegnate in una battaglia molto più importante, quella contro la criminalità organizzata. Chiaramente bisogna lavorare, ma in particolare per quanto riguarda delle province così operose, dove viene prodotta grazie al talento della ricchezza, c'è la necessità della massima attenzione per evitare le infiltrazioni della criminalità e questo è il nostro grandissimo sforzo, perché si deve poter lavorare bene, in serenità, al servizio della comunità. Restiamo a parlare di sicurezza e torniamo a Valdagno, perché lì nella zona adiacente sono stati tanti i controlli da parte dei carabinieri durante il ponte di Halloween e allora è occasione questa per fare un piccolo bilancio con denunce, ma anche per segnalare il caso di lancio di petardi in strada.
Movida di Halloween sotto la lente di ingrandimento. I giorni scorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno messo a punto un servizio coordinato nel territorio per prevenire fenomeni legati alla movida giovanile e al consumo di stupefacenti, specie in concomitanza con feste dell'Ovest vicentino che si sono svolte tra Valdagno e Arzignano, eventi che insieme alle feste di Halloween hanno richiamato numerose presenze nelle due cittadine. Nel corso dei controlli i militari della stazione di Valdagno hanno denunciato un uomo per aver violato le prescrizioni del DASPO urbano, poiché trovato all'interno di un bar, nonostante il provvedimento gli vietasse di frequentare i locali pubblici di Valdagno. Altra denuncia è scattata per un giovane accusato del reato di accensioni ed esplosioni pericolose per aver lanciato un petardo lungo una via pubblica esploso in presenza dei tanti passanti che affollavano il centro. È stata infine contestata una segnalazione amministrativa a carico di un giovane trovato con 2 grammi di hashish. Inoltre sono stati passati al setaccio locali etnici, bar e luoghi di ritrovo con oltre 120 persone controllate. Adesso la cronaca ci porta a Schio, dove prova a rubare un televisore e generi alimentari. Nella fuga ferisce un agente di sorveglianza arrestato dai carabinieri. Si era nascosto addosso generi alimentari presi dagli scaffali e aveva collocato un televisore vicino alla porta d'ingresso di un esercizio commerciale a Schio, nel tentativo di rubarlo. Una volta scoperto dagli addetti alla sicurezza, l'uomo marocchino senza fissa dimora, nel tentativo di scappare ha reagito violentemente nei confronti di una delle 2 guardie particolari giurate, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Di qui l'intervento dei carabinieri di Piovene Rocchette, che lo hanno fermato e arrestato per tentata rapina impropria e lesioni personali, trovando nella sua disponibilità la refurtiva e recuperando il televisore. Secondo piccolo break pubblicitario per noi, rientriamo tra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, ancora cronaca. Ci spostiamo adesso a Treviso. Ricorderete l'inchiesta della Procura sull'assegnazione delle case popolari. Ebbene, il Comune ha deciso l'azzeramento della graduatoria in corso. Inchiesta sull'assegnazione delle case popolari. Con un atto dirigenziale il Comune di Treviso ha deciso di revocare la graduatoria di edilizia residenziale pubblica al centro di un'indagine della Procura di Treviso che vede tra i circa 30 indagati anche tra i dipendenti di Cassugana dei settori casa e urbanistica. Alla base della decisione, fanno sapere dal Comune in una nota, la volontà di operare una completa reistruzione delle pratiche ora al vaglio della magistratura, che sono oltre 170. Graduatoria da rifare, quindi, così da fugare ogni dubbio di possibili favoritismi. In collaborazione con l'Ater verrà indetto un nuovo bando e i tempi, garantiscono dal Comune, dovrebbero essere rapidi per non penalizzare chi ha bisogno di un alloggio. Dal momento che il sequestro di atti e documenti ha interessato anche procedimenti in corso, meglio azzerare tutto, delegando una serie di adempimenti all'Ater, anche questa un'ulteriore forma di tutela e rinnovamento. L'amministrazione comunale sta creando i presupposti per favorire un clima lavorativo positivo, oltre alla massima efficienza nell'erogazione dei servizi a tutela dei cittadini che versano in uno stato di bisogno, ha spiegato il sindaco Mario Conte, da qui anche la scelta di trasferire l'ufficio casa al comando di polizia locale, così da tener d'occhio l'andirivieni dei cittadini che si rivolgono a questo specifico servizio. Lasciamo per un attimo da parte la cronaca e adesso iniziamo a parlare di quello che è stretta attualità che non ci stanchiamo insomma di ripeterlo, da mesi sta caratterizzando anche la nostra informazione, perché noi diamo spazio, diamo voce ai cittadini, alle aziende, ai commercianti, alle amministrazioni che stanno attraversando un momento di innegabile difficoltà per quello che riguarda i rincari delle bollette, dei costi delle materie prime e non solo. Parliamo proprio di questo, parliamo di caro bollette. Ci spostiamo precisamente nella zona di Montebelluna e Valdobbiadene, perché le piscine comunali di questi 2 comuni non ce la fanno a sostenere le spese e rischiano di chiudere. E allora 12 sindaci del comprensorio hanno deciso di scrivere al Presidente della Repubblica.
Il rischio concreto è quello di dover chiudere un impianto natatorio di eccellenza, mi permetto di dire a livello almeno nazionale. Piange il cuore dover affrontare questa situazione. Le piscine comunali di Montebelluna e Valdobbiadene potrebbero essere costrette a chiudere i battenti a causa del caro energia. I sindaci dei due paesi hanno scritto una lettera appello al Presidente della Repubblica, del Consiglio e ai parlamentari trevigiani. Per fare in modo di accendere una luce su un problema che poi rischia di avere un effetto domino veramente pesante e devastante. Le spese di gestione sono ormai insostenibili. Nel 2019 abbiamo speso circa 650.000 euro per spese energetiche di luce, gas e acqua. Nel 2023 le previsioni sono di superare i 2,5 milioni. Un appello forte. Abbiamo fatto tutto il possibile, ribadisce il sindaco di Valdobbiadene. Abbiamo fatto variazioni di bilancio per rifinanziare i costi energetici quando gli aumenti erano del 20, 30, 40%. Adesso stiamo parlando di un aumento del 400% del costo del gas e del 500% del costo del gas e il 400% del costo dell'energia elettrica, quindi non è possibile sostenere questi costi. Un appello per scongiurare la chiusura sottoscritto anche da altre 10 amministrazioni comunali dell'area che gravitano sui due impianti natatori. Credo che bisogna che ci sia un cambio di passo su tutte le attività per quanto riguarda questa crisi energetica e queste bollette impazzite. Il governo deve assolutamente intervenire. Chiudere le piscine comunali è una sconfitta per tutti, dicono i sindaci, specie per le categorie più fragili, anziani e disabili. Dover rinunciare all'attività sportiva in acqua vuol dire lasciarli nelle loro condizioni e non dargli quell'opportunità. Per loro davvero, io conosco, abbiamo dei ragazzi di Maser che frequentano la Sport Life qui, per loro mi dicono è proprio motivo di vita andare a fare nuoto. Un polo d'attrazione anche per tanti ragazzi di tutta l'area montelliana. Questa poi in più anche è una realtà che in campo agonistico anche ha raggiunto risultati assoluti e quindi questo è anche un elemento ulteriore di trazione anche per i ragazzi o altro a venire in questo impianto. Ricorderete tutti la figura dei navigator, insomma di quelle persone preposte per aiutare nell'inserimento lavorativo, nel anche trovare un'occupazione. Bene, i navigator stessi sono senza lavoro in Veneto già da luglio e allora CGIL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro al Ministero del Lavoro. Non è intenzione della CGIL creare dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B e probabilmente nella settimana prossima ci sarà un'iniziativa di carattere nazionale che vedrà tutti i navigator di tutta Italia riuniti a Roma. Erano 66 in Veneto, 4 a Treviso. È da luglio però che nella nostra regione i navigator sono senza lavoro. La regione Veneto infatti aveva fatto la scelta di non rinnovare il contratto di collaborazione continuativa adottando il margine di autonomia concesso dal governo in materia di proroghe, pur riconoscendo a questi lavoratori un punteggio in caso di concorsi pubblici. Tutti i laureati, i navigator, sono figure, spiega la CGIL, altamente professionalizzate. Il sindacato unitariamente a CISL e UIL ha chiesto un incontro al Ministero del Lavoro per superare il gap normativo e reintegrare questi lavoratori, anche quelli a cui il contratto era scaduto a luglio. È quella sicuramente di creare posti di lavoro, di ricollocare queste persone e garantire formazione. I navigator erano delle figure professionali che si occupavano di accompagnare questi lavoratori in un nuovo reinserimento lavorativo. Lavoratori che vanno tutelati, dicono i sindacati, e che potrebbero rappresentare un profilo importante alla luce dei fondi che arriveranno con il PNRR. In lavorazione un programma che si chiama Programma GOL, che deriva dal PNRR, molto importante, che attraverso appunto Veneto Lavoro, attraverso i centri per l'impiego, garantisce quella che è la ricollocazione e la formazione dei lavoratori. Dal 1° gennaio aumenta ancora la spesa media dei consumatori, questo secondo uno studio della CIA di Padova, e con il nuovo anno si arriverà a spendere 400 euro in più a famiglia.
L'inflazione galoppante, la siccità estiva, il caro prezzi. Dal 1 gennaio le oltre 300.000 famiglie padovane faranno i conti con un carrello della spesa che aumenta ancora di prezzo. Gli ultimi dati diramati dall'Istat tra ottobre del 2021 e lo stesso mese del 2022, i prezzi al consumo sono aumentati addirittura dell'11,9%. Secondo uno studio condotto dalla CIE di Padova, la spesa annua per famiglia padovana aumenterà in media di 384 euro. Purtroppo la situazione economica per le famiglie e anche per le fasce più deboli della nostra società si sta rivelando estremamente difficile in quest'ultimo periodo. Il 20% è un aumento importantissimo per quanto riguarda la spesa, se pensiamo soprattutto a quelle fasce più deboli come i pensionati con la pensione minima che si aggira intorno ai 600-700 euro. Sono cresciuti i prezzi dei prodotti lavorati, in forte incremento inoltre quelli dei vegetali freschi e dei refrigerati, con punte fino ad un più 25%. Registrati aumenti anche nei prezzi della frutta fresca, più 7,9%. Ma oltre ai consumatori anche gli agricoltori sono in grosse difficoltà, dato che vengono loro riconosciuti dei prezzi troppo bassi rispetto ai fortissimi aumenti dei costi di produzione. Per quanto riguarda l'agricoltura, l'annata è stata nerissima perché a fronte degli aumenti dei costi energetici e delle materie prime che ha coinvolto tutti i settori economici della nostra società, noi ci ritroviamo anche con le difficoltà climatiche. A questo non corrisponde un aumento di prezzo per quanto riguarda l'acquisto dalle aziende agricole verso la grande distribuzione. L'occhialeria non è in crisi, ma per Safilo è di nuovo tempo di cassa integrazione. I sindacati non la firmano, ma l'azienda va avanti per la sua strada. Si aggrava la situazione per i lavoratori di Safilo. Per tutti ammortizzatori sociali nuovamente richiesti negli stabilimenti di Longarone e Santa Maria di Sala e per la logistica di Padova. L'azienda ha ormai oltre il 90% della propria produzione all'estero e non ritiene sufficienti i margini di utile, visto il costo del lavoro, producendo in Italia. Legittima la preoccupazione di lavoratori e sindacati. Noi stiamo lavorando proprio per evitare che lo stabilimento venga chiuso, però se consideriamo da quella parte lì un pezzo di fabbrica che è stata già chiusa, è chiaro rispetto alla gestione degli esuberi e rispetto alle incertezze che ci sono, ma rispetto anche al silenzio da parte di questa azienda, la preoccupazione c'è. Longarone ha già visto dimezzati i lavoratori, scesi da 900 a 490. Per i rimasti una cassa integrazione con la perdita tra il 40 e il 50% della remunerazione e il contemporaneo aumento delle bollette, la situazione economica rischia di diventare drammatica. I lavoratori nel corso del 2022 hanno avuto una decurtazione pesantissima del loro reddito a causa dell'inflazione e a causa dell'aumento dei costi energetici. Avevamo chiesto a questa azienda di dare un'integrazione alla cassa integrazione utilizzando anche uno strumento come quello dei buoni benzina o dei buoni spesa che avessero una leva fiscale favorevole. L'azienda non ha assolutamente provveduto a questo. Il prossimo 10 novembre le rappresentanze sindacali delle 3 unità produttive Safilo di Longarone, Santa Maria di Sala e Padova si riuniranno per studiare e decidere una strategia comune, anche se lo stabilimento montano è quello che oggi preoccupa maggiormente. Le preoccupazioni sono quelle di un futuro non tanto a breve, ma nel medio-lungo periodo. Noi vogliamo capire dopo il 2023 cosa succederà a questo stabilimento. E continuiamo a parlare di questa particolare situazione anche nel prossimo servizio. E noi siamo molto preoccupati perché comunque questa è una perdita economica che i lavoratori fanno fatica in questa fase a sostenere ed è molto grave. La crisi Safilo colpisce anche lo stabilimento padovano dell'azienda. Il calo delle commesse ha portato 250 lavoratori, circa 200 operai della logistica e 50 impiegati alla cassa integrazione fissata prima in un giorno alla settimana, estesa poi a 2. La perdita economica in un frangente in cui il caro energia traina l'inflazione a quasi il 12%.
In termini economici la cassa pesa, cioè viene pagata circa il 60% dello stipendio normale, quindi capisce bene che con 2 giorni a settimana minimo di cassa integrazione, 2 giorni a settimana attualmente, ma non si sa lo scenario futuro di cassa integrazione a settimana, parliamo di una perdita molto importante, perché già normalmente con questi chiari di luna e questi aumenti di tutto del costo della vita si fa fatica a far fronte. Se poi parliamo di 2 giorni in meno a settimana di retribuzione piena è molto difficile. La richiesta dei rappresentanti sindacali è che l'azienda intervenga con un integrativo a colmare la perdita di salario. Adesso noi abbiamo appreso che è stato concluso un accordo con Kering per i prossimi 3 anni. Consideriamo questa una notizia molto positiva, però dobbiamo ancora capire che ricadute potrà avere e se potrà portare dei margini di miglioramento nelle condizioni dei lavoratori. Quello che ci sentiamo di dire è che la situazione per i lavoratori in questo momento non è sostenibile, c'è bisogno che l'azienda supporti i lavoratori in questa fase provvedendo all'integrazione salariale. La prossima settimana un incontro a livello regionale tra i rappresentanti sindacali per capire che azioni intraprendere. Un'altra piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra pochissimo con tante altre notizie e con i nostri immancabili collegamenti in diretta con i nostri colleghi. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono le 12:45 e allora abbiamo superato, diciamo, la metà del nostro TG, di questa nostra edizione giornaliera, ma continuiamo a parlare della tematica di cui stavamo parlando prima del break pubblicitario, quindi situazione economica, difficoltà economica, ma parliamo adesso anche di imprese in difficoltà. Fidi Nord-Est e Confartigianato Vicenza mettono a disposizione un fondo di sviluppo da 1.800.000 euro per le aziende dei comuni di Romano Dezzelino e Mussolente. Un fondo snello, aiuto concreto per abbattere i costi sostenuti dalle imprese per l'accesso al credito. Nasce così il Fondo Sviluppo 2.0 per le imprese dei comuni di Mussolente e Romano Dezzelino, 1.800.000 euro messi a disposizione da Fidi Nord-Est con le 2 amministrazioni in sinergia con Confartigianato. Noi dobbiamo essere dei facilitatori tra appunto il sistema Confartigianato e il nostro sistema bancario assieme ai comuni per cercare di erogare dei soldi che in questo momento fanno comodo alle imprese. L'importante, ed è quello che dico sempre io, è che l'impresa colga questa opportunità, perché noi ci stiamo mettendo veramente l'impegno, l'impresa però deve fare il proprio ruolo, quindi deve continuare a investire per far sì che il territorio continui ad essere ricco. Uno strumento agile, precisa Fidi Nord-Est. E loro otterranno di finanziamenti direttamente quasi a costo zero, quindi lo strumento è anche abbastanza veloce perché noi saremo i diretti emanatori, daremo proprio il bonifico in conto ai nostri soci e a chi ne farà richiesta di questi fondi. Un percorso avviato dai comuni che hanno messo a disposizione del fondo 30.000 euro ciascuno nel 2018. Con questo nuovo fondo abbiamo voluto rispondere a un'esigenza anche di liquidità che le imprese hanno, per cui diversamente dal fondo precedente non ci saranno solo spese per investimenti materiali e immateriali, ma anche scorte di liquidità finalizzata, per cui speriamo così di contribuire nel nostro piccolo, insomma, a dare una scossa, diciamo, alla situazione. La situazione economica non è semplice, ma quello che io dico a tutte quante le persone, siano esse famiglie, imprenditori, aziende, dipendenti, è quello di tener duro, perché in questo momento di incertezze sappiamo che cosa succederà da qui a un mese, ma non sappiamo che cosa succederà l'anno prossimo. Quindi quello di tener duro, il comune ci sarà sempre e troveranno sempre istituzioni pronte a dare risposte. E noi siamo pronti, come sempre, a dare la voce e dare spazio alle opinioni dei cittadini. Allora, nel prossimo servizio abbiamo ascoltato, raccolto quello che ci ha detto la gente a Bassano durante il tradizionale mercato del giovedì, sempre in merito al discorso dei rincari e dell'aumento dei costi per fare la spesa, insomma una maggiore attenzione, un occhio alla stagionalità, ma diversi bassanesi hanno anche voluto, insomma, testimoniare la loro fiducia nel futuro.
L'attenzione si fa sempre per forza, no? Si cerca di risparmiare. E tutto quanto aumenta, ma la pensione resta sempre quella. E poi si lamentano se la gente non compra, ma d'altra parte prima si mangia, si pagano le bollette, poi basta. Un occhio ai prezzi, un occhio al portafoglio. C'è grande prudenza tra i cittadini preoccupati dal caro bollette e dal generale aumento di tutti i prodotti. Prudenza ma anche parziale ottimismo, soprattutto tra i commercianti. Vedo che la gente ha voglia di cambiare, dopo tutto quello che è successo, di cambiare. Non è facile perché se incassi 10, qualche giorno ne spendi anche 20 o 30, non è facile, però insomma ce l'abbiamo sempre fatta. Si risparmia, ma ai fiori per i cari defunti nessuno ha rinunciato. Avevamo la fila, eravamo contenti e è andata bene. No? Come prezzi voi avete visto degli aumenti? Ci sono stati degli aumenti e molto elevati anche da parte dei fornitori, difatti non abbiamo preso svariati tipologie di fiori appunto perché erano troppo cari, erano inaccessibili. Crisantemi, margherite, anche le rose, ma hanno rinunciato agli anturium i bassanesi dal costo inavvicinabile di 6 euro al fiore, e alcune notizie confortanti arrivano dai venditori di frutta e verdura che il caldo e la sovrapproduzione sta facendo calare di prezzo, che aggiungono un piccolo consiglio per gli acquisti. Prodotti nostrani a chilometro zero, adesso abbiamo le verdure, stanno iniziando il radicchio di Treviso, i carciofi, e quindi bisogna indirizzarsi assolutamente sui nostri prodotti, anche per aiutare comunque gli agricoltori della zona. Anche però visto che insomma tutta la parte degli agrumi sta arrivando a prezzi corretti, o sbaglio? Sì, sta arrivando, sta iniziando prodotto calabrese, prodotto siciliano, e quindi iniziamo bene, soprattutto al di là del prezzo, con la qualità dei prodotti. E a proposito di bollette, a Vicenza la giunta di centrodestra lancia una manovra da 6 milioni di euro. Bollette bollenti! Il comune di Vicenza prende il toro per le corna e la giunta di centrodestra mette a segno un assestamento di bilancio da 6 milioni di euro con una manovra da trapezzista. Obiettivo: mantenere inalterati i servizi ai cittadini come l'illuminazione pubblica a salvaguardia della sicurezza, il riscaldamento e la luce nelle scuole, nelle palestre, nei centri diurni e negli impianti gestiti da MCPS. Non solo, in questa manovra sono previsti anche i fondi per i bonus bollette per le ultime 130 famiglie in difficoltà delle 1600 che hanno fatto richiesta e hanno già ricevuto un aiuto. Infine, sono stati adeguati i costi di alcuni cantieri come quello di Palazzo Chiericati o delle ciclabili di Ospedaletto e Quintarello, in modo da evitare il blocco di lavori strategici per la città. Il trapezzista è lui, l'assessore al bilancio Marco Zocca, che spiega come ha trovato le risorse per la sua manovra acrobatica. Questa maggiore spesa viene coperta con economie di spesa, con alcuni ricavi imprevisti, con il restante avanzo di amministrazione. Il tutto viene fatto senza andare a ridurre nessun servizio principale per la città, ma solo andando ad recuperare economie di spese o spese che non verranno fatte nel 2022, ma che verranno invece avviate nell'anno 2023. L'Europa vuole tagliare la produzione di auto alimentate a diesel e benzina tra pochi anni, ma questo potrebbe avere delle ricadute importanti, pesanti per l'economia del Veneto. A spiegarci la situazione l'europarlamentare Paolo Borchia. Stop alla vendita di auto diesel e benzina dal 2035. Lo vuole l'Europa nell'ottica della transizione ecologica. Ma quali sono le ricadute per il settore produttivo veneto e per l'economia della nostra regione di una simile rivoluzione? L'economia veneta, visto che le imprese del nostro territorio sono molto interconnesse con il mercato tedesco, chiaramente c'è una certa preoccupazione da questo punto di vista. Il numero di colonnine di ricarica per le auto elettriche è veramente esiguo in tutto il paese e il Veneto non fa certo eccezione.
E c'è da mettere in conto anche eventuali rivoluzioni negli scenari geopolitici dell'immediato futuro. Al di là di quante colonnine riusciremo ad installare, poi l'elettricità in qualche modo andrà generata, per cui questa è una transizione che secondo me parte iniziando a costruire il tetto e poi pensa alle fondamenta, motivo per cui sono molto preoccupato. Poi non dimentichiamoci che stiamo parlando di una filiera prevalentemente cinese, per cui adesso stiamo facendo i salti mortali per affrancarci dalla dipendenza dagli idrocarburi dalla Russia. Non vorrei che un domani ci pentissimo del fatto di esserci legati mani e piedi alla Cina. Sono in molti, viste anche queste premesse, a dire che la transizione ecologica da tempo nell'agenda europea è un tantino forzata. Forzata e, consentitemi di dire, una rivoluzione per i ricchi. Invece noi dovremmo pensare anche alle fasce a medio-basso reddito, a chi ha una pensione minima, magari a chi ha uno stipendio da operaio. Se vogliamo guardare al futuro dobbiamo pensare a tutti e non soltanto alle categorie più benestanti. Dunque, questo cosa vuol dire? Dal 2035 realmente stop alle auto alimentate a diesel e benzina? Se insomma le cose restassero così, questo è quello che ha deciso l'Unione Europea e noi abbiamo chiesto ai cittadini che cosa ne pensano. Io finché va quella a benzina bene, dopo andrò a piedi. Una macchina elettrica costa oltre i 70.000 euro. No, non so che vantaggi possono esserci. C'è un periodo di transizione comodo, insomma, c'è un periodo abbastanza lungo, insomma, per cui ci si può adeguare. Io penso che il silenzio sopravanza rispetto ai rumori catalitici. Comunque penso che sia una buona norma, cioè nel senso universale il fatto di poter avere un minimo di probabilità in pratica di vivere meglio. È un obbligo che a questo punto come siamo messi penso che non sia il caso. Troppo costose? Sì, e anche non c'è le ricariche. Ben venga qualunque tipo di iniziativa vada in questa direzione, quindi io sono assolutamente favorevole ad un uso virtuoso del mezzo per spostarsi, della pedonalizzazione dei centri il più possibile e anche dell'adozione di macchine elettriche o insomma a bassissimo contenuto di inquinamento. Non so quanto sarà realizzabile, ecco. C'è un problema di costi? Beh, penso anche di sì, di produzione, di costi, anche di energia. Comunque bisogna fare energia elettrica. Io ho un Defender che ha 35 anni e non ha ancora cosa buttato via, niente. Le auto elettriche dureranno 5 o 6 anni e poi tutte le batterie da smaltire. E allora dove andiamo? Inquinano di più, dice? Certamente, ma tanto di più. E allora avete sentito, in questo servizio abbiamo parlato di auto elettriche, ma prima, nel primo blocco del nostro Focus TG, la nostra collega Chiara Gaiani ci ha parlato dei furti, dei pezzi per quello che riguarda le automobili, quindi furti che stanno avvenendo sempre più di frequente nella zona del Padovano. Ebbene, proprio Chiara Gaiani è in diretta con noi da una carrozzeria per fare un pochino il punto della situazione su questo preoccupante fenomeno e anche per fornire qualche consiglio ai cittadini. Chiara, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Vigonza all'interno dell'officina di Marco Moro e di Giorgia Fortuni, che tra l'altro è anche rappresentante dei riparatori di CNA. Dei riparatori di CNA è anche Nicola Verdicchio, che ringraziamo. Lo dicevi tu, è davvero un fenomeno che sta assumendo dei contorni molto preoccupanti nel Padovano, con una serie di furti che sono stati commessi anche negli ultimi giorni, nell'Alta a Campodarsego, a Trebaseleghe, a Noventa, a Padovana, non solo furti di pezzi di ricambio di un certo valore, ma anche del catalizzatore. Poi Giorgia Fortuni ci racconterà la vicissitudine di una sua cliente su un'auto, tra virgolette, normale, non un'auto di grandissimo valore. Furti che vengono eseguiti con una abilità davvero certosina, vero Marco Moro?
Assolutamente sì, le abilità di chi esegue queste operazioni sono assolutamente di un certo livello. La macchina viene smontata senza danneggiarla, senza danneggiare ciò che viene recuperato, centraline, fanali, parti elettriche, e in maniera veloce, molto precisa, insomma il lavoro è di un certo livello. Sono selezionate alcune parti, per esempio a me è impressionato vedere questo cofano che non c'è più, oppure i fanali di un'auto di un certo livello, di un certo, insomma, una certa cilindrata anche. Sicuramente sono parti di auto che in questo momento magari il mercato fa un po' fatica a fornire, di conseguenza mancano e lì si trovano, quindi i fanali, le centraline, i navigatori. In questo momento c'è un problema di carenza di materia prima, diciamo di centraline elettriche, di cablaggi, di quella parte lì. Quindi quello che viene rubato sono queste parti che per l'appunto il mercato non le fornisce. Parlavamo appunto di mercato, Giorgia Fortuni, un mercato che da 2 anni fa fatica a proporre questi pezzi di ricambio. Assolutamente sì, noi abbiamo visto che la fatica nell'approvvigionarci di ricambi è già partita dopo il Covid, con la mancanza di materie prime che ha un po' bloccato la produzione, soprattutto sul ricambio originale. E anche per l'arrivo del microchip che arrivavano appunto dall'estero, microchip che sono alla base di prodotti come le centraline che attualmente facciamo molta fatica a recuperare. La guerra ha dato un ulteriore scossone in negativo purtroppo. Assolutamente sì, molti ricambi provenivano dalle regioni dell'est dove la catena di approvvigionamento si è bloccata e causando un'impennata dei prezzi che è incredibile, quindi tutto questo alimenta il mercato sommerso del ricambio rubato. E qui chiediamo appunto a Nicola Verdicchio il problema del mercato sommerso. Chi offre pezzi di ricambio a prezzi che non sono proprio di mercato? Nel cittadino consumatore deve scattare un campanello d'allarme? Certo, deve scattare un campanello d'allarme, innanzitutto se i prezzi non sono conformi ai prezzi normali di mercato, di incorrere nell'incauto acquisto. E poi soprattutto trattandosi di prodotti che hanno a che fare con le vetture e quindi con la circolazione stradale, la legge stessa prescrive ai proprietari di veicoli di recarsi presso officine autorizzate, non nel mercato cosiddetto parallelo, che vuol dire in questo caso abusivismo. Noi metteremo in atto e stiamo già mettendo in atto una serie di misure a contrasto di questo fenomeno, di questi fenomeni, e penso sia il caso di proporre anche un minimo di campagna informativa anche nei confronti dei consumatori, che devono essere avvisati di ciò a cui possono andare incontro. Certo, tra l'altro questi pezzi di ricambio, insomma, sono pezzi di ricambio quasi introvabili, l'abusivo non dà garanzie, non copre neanche ovviamente se questi pezzi si possono rompere o cose di questo tipo. Certo, è evidente. Si tratta di componenti che sono molto importanti per il funzionamento delle vetture. Per applicarli alla vettura serve manodopera specializzata e soprattutto autofficine in regola, ufficiali, che diano al consumatore tutte le garanzie previste. Ecco, chiuderei con un'ultima nota. Allora, ci raccontava di una cliente, Giorgia, prima, che è un catalizzatore di una Volkswagen Lupo, e quanto ci vorrà per riaverlo? Attualmente non lo sappiamo perché è in ordine da gennaio, quindi nel frattempo adesso speriamo che la situazione si sblocchi, però sappiamo che per molti clienti ci vorranno mesi per recuperare i ricambi soprattutto delle parti elettroniche. I catalizzatori poi li rubano per la materia prima che c'è dentro, che sono metalli nobili molto costosi che vengono recuperati. E, insomma, non è una situazione facile per l'utilizzatore che non sa se aggiustare la macchina o no, e per noi che ci troviamo in mezzo a dover aiutare queste persone e noi per primi non troviamo ricambio. Ecco, non so Alex se hai altre domande da studio. Grazie Chiara, grazie anche ai tuoi ospiti. Noi rientriamo
rientriamo in studio perché abbiamo un break pubblicitario da lanciare, l'ultimo break pubblicitario per oggi, poi insomma ancora tante notizie e ancora tanti servizi da vedere insieme fino alle 13:30, fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono le 13:05, noi adesso lasciamo da parte l'attualità, ci spostiamo a Bassano del Grappa per parlare di politica cittadina. Il progetto di demolizione e ampliamento di una palazzina in Viale Venezia scatena le opposizioni che chiedono verifiche precise all'amministrazione di Elena Pavan. Il progetto di demolizione e ampliamento di una palazzina di Viale Venezia scuote Bassano e piomba in Consiglio Comunale. Anzi, torna davanti all'Assemblea cittadina dopo che era già stato inserito all'ultimo momento nell'ordine del giorno della seduta del 28 luglio scorso, suscitando un aspro dibattito fra maggioranza e opposizione. Ed è proprio l'opposizione che riporta la faccenda all'attenzione della città con un'interpellanza. Approfondendo abbiamo scoperto che la ditta che il privato che costruirà questo immobile è in realtà partecipato al 100% da una società che ha sede a Dubai e anche la persona referente di questa società, in qualche maniera il legale rappresentante, è pure un'altra persona che ha la residenza a Dubai. In sostanza, una ditta con sede legale nel Bassanese ha in ballo con l'amministrazione di Elena Pavan uno schema di convenzione per un permesso di costruire con un adeguamento sismico e riqualificazione energetica mediante ristrutturazione, ovvero demolizione, ricostruzione e ampliamento, con l'obiettivo di abbattere un edificio composto di 3 unità abitative per costruirne uno con 10 unità. Le opposizioni hanno però fatto un paio di visure, scoprendo che la società proponente, costituita nel 2021, ha come amministratrice una persona domiciliata a Dubai e che il 100% del capitale sociale è detenuto da una società il cui socio di maggioranza e amministratore è pure domiciliato a Dubai. Ci sono delle indicazioni della Banca d'Italia che raccomandano agli enti pubblici, ai comuni, ma non solo ai comuni, in alcuni casi di fare approfonditi controlli. Perché secondo Banca d'Italia ci sono alcune situazioni, ad esempio quando una società porta la propria sede sociale all'estero oppure figura partecipata, una società costituita recentemente, perché parliamo di una società costituita nel 2021, è partecipata al 100% una società che poi è domiciliata presso un paradiso fiscale. Idem dicasi per il legale rappresentante. Ecco, quando ci sono situazioni un po' così anomale, Banca d'Italia dice approfondite molto. Ecco che cosa chiedono le minoranze. Chiediamo con forza, con decisione, che l'amministrazione comunale faccia questi controlli se non li ha fatti e se li ha fatti che possa rassicurarci sull'esito positivo dei controlli che abbiano evidenziato che tutto quanto è in regola. Da Bassano a Vicenza, SOS per il parcheggio selvaggio. I residenti di via Ricasoli a Vicenza chiedono l'asfaltatura della strada e di regolamentare la sosta. Le problematiche sono di un parcheggio selvaggio, chiunque arriva mette la macchina dove vuole, non c'è nessuna segnalazione che dica che non possono parcheggiare. Io abito qui da 21 anni e la situazione è solo che peggiorata. Io per entrare a casa mia devo sempre stare attento a fare lo slalom tra le macchine parcheggiate. Per uscire dalla strada devo arrivare in mezzo in via Regione Antonini, rischiando di collisioni con altre auto, andare addosso alle persone. C'è sempre qualcuno parcheggiato in mezzo alla strada. Loro sono i residenti di via Ricasoli, strada chiusa nel quartiere Santa Bertilla, zona densamente popolata anche alla luce delle nuove abitazioni. Sottolineano da tempo la necessità di interventi per la regolamentazione della sosta e per il rifacimento dell'asfaltatura. Dovrebbe essere una strada adibita solo ai residenti, cioè che ha la possibilità di entrare e di uscire, perché qui col fatto che ci sono tutti i negozi, qui pasticcerie, panificio, ne approfittano tutti per mettere giù, perché poi gli dici qualcosa, ma sai, è un minuto, ma 50 macchine sono 50 minuti. Bisogna che il comune intervenga, faccia divieto di parcheggio in tutta la via e rifaccia la pavimentazione. Richieste che vengono portate all'attenzione dell'amministrazione.
è tempo di intervenire, perché qui il carico della sosta, della viabilità rende questa zona assolutamente invivibile. I cittadini oggi chiedono risposte certe. Voltiamo pagina. A 4 anni dalla tempesta Vaia c'è un nuovo pericolo per i boschi dell'altopiano, è il bostrico, un minuscolo insetto che uccide gli alberi. 4 anni dopo la tempesta Vaia, il 90% del legname abbattuto sull'altopiano dei 7 comuni è stato finalmente asportato. Ma il territorio sta combattendo una nuova piaga che non risparmia nessuno e che sta distruggendo gli alberi della Marcesina. Oggi si presenta però un nuovo problema. Se il 90% ormai è stato portato via del legname abbattuto, c'è il nuovo nemico, che è il bostrico. Ips tipografus si chiama, comunque è una maledetta bestia, che sta effettivamente intaccando quella parte delle piante che Vaia aveva salvato. Il bostrico è un piccolo insetto, un coleottero lungo neanche mezzo centimetro, che attacca prevalentemente l'abete rosso scavando sotto la corteccia intricate gallerie che uccidono l'albero ospite in breve tempo. Qui siamo veramente di nuovo in crisi. Di nuovo bisogna fare progetti di taglio, perché in questo caso qua bisogna procedere attraverso la forma ordinaria, le modalità ordinarie, e ci saranno ancora parecchie decine di migliaia di metri cubi da portare via. C'è poco da fare contro questo nemico vorace e devastante, il cui arrivo era stato previsto da tempo. Si pensava, si capiva, ad altre realtà l'esperienza aveva insegnato, però di fronte a questa calamità non ci sono tanti mesi se non quelli di asportare il legname e evitare che il bostrico vada a intaccare anche quelle sane che ci sono. Nel prossimo servizio il video di un vero e proprio faccia a faccia con l'orso bruno sul Carso. Un incontro ravvicinato con l'orso bruno sul Carso. Le immagini girate con il cellulare da un escursionista triestino sono state effettuate nella zona di San Servolo, in Slovenia, a pochissima distanza dal confine con l'Italia, in un'area boschiva nota soprattutto agli amanti del parapendio, che attraversandola arrivano nelle postazioni di lancio che consentono poi di spiccare il volo ed atterrare a San Dorligo della Valle. Il plantigrado sulle prime non ha notato l'uomo, proseguendo con la propria perlustrazione del sottobosco in cerca di cibo. Poi, quando l'animale si stava avvicinando pericolosamente, l'escursionista ha iniziato a far rumore per spaventare l'orso, che in realtà ha fatto dietrofront ed è scappato solo quando si è trovato faccia a faccia con l'amante delle camminate nei boschi. Un tipo di incontro che fra il Carso triestino, la Slovenia e la vicina zona di Gorizia è diventato sempre più frequente negli ultimi anni. Dal febbraio 2021, quando le fototrappole di slovenianbears.com ripresero una mamma orsa con 2 cuccioli intenti ad una scorpacciata di fagiole fuori stagione, al novembre del 2021, quando un cucciolo fu salvato alla periferia di Gorizia, sino al grosso maschio fotografato da un drone sulla ciclopedonale del Carso all'altezza di Draga Sant'Elia. In questo caso però uomo ed orso si sono letteralmente guardati negli occhi a pochi metri di distanza. E nel prossimo servizio parliamo di calo demografico. Se non si inverte la tendenza, il crollo delle nascite in Veneto avrà conseguenze gravissime in tutti i settori della vita pubblica. Lo scenario di fondo è di una popolazione complessiva, perlomeno a livello nazionale, che va a perdere circa 11 milioni di abitanti, gran parte in età lavorativa, quindi potenzialità produttiva, e dal lato opposto gli anziani, i vecchi, molto vecchi se vogliamo, che vanno ad accrescersi fino quasi a raggiungere più di 2 milioni di persone con almeno oltre 90 anni, di cui circa quasi 150.000 con oltre 100 anni. Questo fra una trentina, quarantina d'anni.
La situazione e le prospettive future di un paese, di una regione sulle quali il calo demografico incombe come una catastrofe sono state discusse a Venezia a Palazzo Ferrofini. La sede del Consiglio regionale ha ospitato la conferenza delle assemblee legislative regionali europee per analizzare le conseguenze gravissime della denatalità. Si riscontra effettivamente la mancanza di personale e la impossibilità di rinnovare gli organici all'interno delle nostre aziende. Noi stiamo cominciando a vedere, direi da un anno e mezzo, che non ci sono giovani ai concorsi, ci mancano le professionalità e i giovani, anche nei comuni. Nel 1960 in Veneto c'erano state quasi 80.000 nascite, nel 2021 appena 32.000. 10 anni fa la popolazione della regione sfiorava i 5 milioni. Da allora ha perso oltre 82.000 abitanti, più o meno le dimensioni di una città come Treviso. Le soluzioni stanno sostanzialmente in grandi incentivi per il settore della famiglia, quindi dai giovani alla famiglia, agli anziani, e abbiamo visto proprio oggi dei modelli, che sono i modelli tedeschi piuttosto che francesi, che nel corso degli anni hanno fatto potenti investimenti sul pilastro della famiglia e oggi dopo 10-15 anni hanno invertito la rotta con ovviamente numeri di nascite veramente importanti. Nel prossimo servizio invece parliamo di una ricorrenza, di un avvenimento importante, il centenario degli Alpini di Vicenza. Viale Roma, fronte stazione. Gli operai stanno sistemando gli ultimi ritocchi per completare il nuovo monumento dedicato agli alpini che sabato mattina verrà inaugurato ufficialmente. Cittadini e foresti in arrivo col treno si dicono soddisfatti complessivamente dell'opera, un tributo doveroso alla città più alpina d'Italia. Qualche perplessità invece sulle forme, ma si sa, de gustibus. Per me è bellissimo, veramente bello. Piuttosto che la rotatoia là, e manco c'è per gli alpini e tutto quanto. Io sono un architetto. Ah beh, l'hai qualificato. Ma non so, mi lascia un po' perplessa di la verità, non mi potevano fare meglio. Io adoro gli alpini, ma beh, insomma, è una bella iniziativa, poi gli alpini sono, diciamo, fanno parte della cultura della città, no? Quindi credo sia sicuramente dovuto e interessante. Direi che è in una posizione strategica perché proprio all'arrivo della stazione ferroviaria, insomma, è una bella accoglienza e significativa per i viaggiatori. no, è bella, è proprio bella degli alpini, quindi e va benissimo. Dire la verità non sono tanto entusiasta. Come mai? Il mondo lì no. Sarebbe stato più bello un alpino, se proprio si doveva fare in memoria degli alpini. Beh, penso che sia una cosa bene, insomma, positiva. Bellissimo, bellissimo. Un bel avvenimento, cos'era? 1922 alpini tra la gente, bellissimo. Parliamo adesso di piste ciclabili, con quasi 200 chilometri di piste ciclabili. Padova è la città italiana più attrezzata in rapporto alla grandezza del territorio. Sentiamo. Padova è la città con più piste ciclabili in rapporto al territorio, si vede o no? Si vede un miglioramento, c'è ancora da lavorare, proteggerle meglio, c'è da illuminare di più le rotonde, c'è da stare attenti molto nei sensi unici e alternati invece per le biciclette. Io sono studentessa fuori sede, quindi giro solo con la bicicletta ed è abbastanza collegata bene. Le male sono anche pericolosi in via Facciolati, non hai nessuna riparo, capito? Quindi corri con un po' di paura che ti vengano addosso. In verità non pensavo, in verità se ci penso bene in centro sì, si può girare in bici praticamente ovunque, fuori un po' più complicato, magari ci sono le ciclabili però non gestite bene, quindi è un po' pericoloso. Però non protette a sufficienza. Non tanto protette, però effettivamente se ci penso io vado in bici ovunque. Da migliorare cosa? Quindi la protezione, l'illuminazione? E soprattutto le buche lungo il percorso che sono molto pericolose per le biciclette. Sono ben definite, quindi difficilmente ci sono dei punti in cui magari si incrociano col marciapiede e le rispettano gli automobilisti, che è già tanto. Cioè ce ne sono parecchie, purtroppo pochi le rispettano e gli stessi ciclisti non sanno come utilizzarle. Per esempio questa è un senso unico, strettissima, e tantissime persone lo usano in contromano. Che voto diamo alle piste ciclabili di Padova?
ma non voglio dare un brutto voto perché ero anche insegnante elementare, cercavo di dare bei voti. Io, 7. Stiamo migliorando, quindi dai, diamo il 6 e arriveremo all'8. Dovessimo dare un voto alle piste di Padova? Un 7,5. 8 perché comunque il 10 non si dà mai. E a proposito di piste ciclabili, di cicloturismo, sentiamo quali sono le iniziative in cantiere per promuoverlo in tutta la regione, a Padova in particolare. Apprezzare il territorio si può fare attraverso un turismo lento e sostenibile. La nuova frontiera è quella del cicloturismo, che porta in Italia milioni di persone da tutto il mondo. Un dato su tutti: dei 4 milioni di italiani che praticano il ciclismo, il 60% sceglie destinazioni turistiche per le bellezze naturalistiche da poter vivere in sella alle 2 ruote. Un'opportunità, quella del cicloturismo, che il territorio padovano non vuole perdere, e così Camera di Commercio e Venix Promex hanno organizzato un forum per fare rete e individuare elementi strategici per migliorare le offerte del territorio. Coinvolge tutte le aziende di territorio, perché coinvolge sia gli operatori dell'agricoltura, dell'artigianato e anche del commercio, e fa conoscere il nostro territorio. L'obiettivo primario è proprio questo, come Venix Promex, è di mettere attorno al tavolo tutti i diversi soggetti che a vario titolo hanno a che fare con la bike economy, perché il primo punto è prendere la consapevolezza del ruolo di ognuno di noi, e la consapevolezza poi che ognuno di noi da solo non ce la può fare. Il primo Bike Forum Economia e Bicicletta si svolgerà venerdì 18 novembre a Villa Selvatico a Battaglia Terme, un luogo molto suggestivo che si inserisce nel cuore dell'anello ciclabile dei Colli Euganei. Questo forum vuole far capire che siccome il cicloturismo va bene proprio fuori stagione, quindi è tutto l'anno, offre le possibilità di intercettare questi flussi che sono anche di turismo alto spendente. È un turismo lento, un turismo che è molto attento all'ambiente. Con il progressivo ritorno alla normalità dopo il periodo Covid è tornato di grande attualità anche il fenomeno del moto ondoso provocato in Canal Grande dalle barche a motore. Facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio. Tolleranza zero contro il moto ondoso a Venezia. Come risolvere il problema delle onde che agitano la laguna? La risposta è semplice per il delegato alle tradizioni. Basterebbe far rispettare le regole che già ci sono. Non usa giri di parole Giovanni Giusto per definire cosa sia il fenomeno del moto ondoso. Moto ondoso, un vero e proprio cancro per Venezia. Un problema che si può quasi definire antico, dal momento che se ne parla almeno dagli anni 30 del secolo scorso, e cioè con l'inizio della circolazione dei primi mezzi a motore, dove oltre alla pericolosità all'epoca ne veniva immediatamente contestato il moto ondoso che dagli stessi veniva prodotto. Un problema antico. Ma ora c'è un ultimatum, dopo decenni di parole che non hanno prodotto alcun esito, è ora di passare ai fatti. Personalmente mi sono stancato di vedere Venezia sottoposta ogni giorno alla forza battente del fenomeno moto ondoso. È un'agonia. Non si può più far passare inutilmente il tempo, mentre le rive, le fondamenta continuano incessantemente ogni giorno ad essere colpite dalle onde come arieti alla ricerca dell'abbattimento. Ora basta, regole ci sono e forse sono anche troppe, ed è arrivato invece il momento di applicarle, e applicarle però severamente. E solo in questo modo potremo raggiungere nell'immediato la soluzione del problema, anche perché, e questo teniamolo ben presente, non sono onde naturali. Prolungamento della A27, un coro unanime di no che arriva da istituzioni e politica. Vediamo. Non vorrei che fosse l'ennesimo tentativo di spostare l'attenzione dalle cose che dobbiamo fare a quelle che vorremmo che fossero fatte. Pragmatico e più realista del Re, il senatore cadorino Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, risponde con un secco no alla richiesta di prolungamento della A27 che ciclicamente si ritorna a sostenere con forza. L'ultima richiesta in ordine di tempo è stata quella della CGA di Mestre, che ritiene strategico il completamento del corridoio verso nord. Si discute di filosofia e strategia quando ancora non si è in grado di gestire il contingente. La riflessione perentoria di De Carlo. E oggi siamo brutalmente in ritardo sulle varianti per l'accesso della statale 51 alle Olimpiadi di Cortina, e per distrarre l'attenzione rispetto a questo tema si comincia a parlare
di autostrade. Medesimo il tenore del commento del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Il territorio della parte nord della provincia di Belluno non lo vuole l'autostrada. Questo l'ho toccato con mano personalmente, sentendo i miei colleghi sindaci, sentendo un po' il territorio. E quindi devo dire che in questo momento dobbiamo concentrarci intanto sulle opere che sono in programma, che già hanno una lungaggine infinita. Insomma, lo sviluppo va bene sempre, ma non si può prescindere dai ragionamenti attorno a un'opera pensata più di mezzo secolo fa. Noi dobbiamo guardare la realtà e queste sono opere che penso siano oltre quelle che sono le nostre possibilità attuali, e ci deve essere una volontà forte, non solo a livello territoriale, ma a livello regionale, nazionale e penso europeo. Netta e consolidata negli anni la posizione del PD. La viabilità per la provincia di Belluno deve essere una viabilità sostenibile, conforme all'ambiente in cui viene appunto inserita e assolutamente non di attraversamento. Sia collegamenti intervallivi assieme alla sicurezza delle strade esistenti e al potenziamento della mobilità sostenibile. Elettrificazione della ferrovia già messa in atto ma non terminata, pensiamo anche al tratto verso appunto il Cadore, ma anche tutto quello che è rete di piste ciclabili, collegamenti anche tra diversi tipi di mobilità. Parliamo di autonomia, adesso autonomia del Veneto. Il disegno di legge del PD prevede unità nazionale e materie praticabili. Vediamo. Abbiamo sul tema dell'autonomia una posizione ben precisa da tempo, che ho trasformato in questi giorni in un disegno di legge che peraltro ho già depositato, che in attesa di essere ufficializzato. L'autonomia può avvenire attraverso una legge di attuazione che preveda l'unità nazionale e sgombri il campo dalla trattenuta del residuo fiscale nel territorio e che faccia chiarezza rispetto alle materie da cedere alla Regione. Inutile chiederne 23, ribadisce il segretario regionale Dem Martella. Vedo che anche Zaia adesso inizia a parlare non più di 23 materie, ma di gradualità. Mi pare abituato a fare tutte le parti in commedia. Diciamo che dopo tutti questi anni di annunci, ora ci sono queste roboanti dichiarazioni, vedremo cosa succederà. Da Fiera Cavalli a Verona la risposta a distanza dello stesso Zaia. La si finisca di dire che Zaia accetti la gradualità, perché io sono quello che è il mediatore della preintesa fatta 5 anni fa col governo Gentiloni, nel quale era prevista la gradualità delle materie. Tutti mi chiedono ma quante materie chiederà? Io rispondo quelle che sono previste in Costituzione. Perché andremo alla trattativa, ma tutt'oggi non funziona che tu vai al ristorante e prima di entrare dici rinuncio a metà menù, dammi il menù in mano e voglio capire cosa si mangia in questo ristorante. Se Zaia continua a chiedere le 23 materie, questa autonomia non si realizzerà mai. Se invece ci si mette seriamente a ragionare su quelle che sono le materie praticabili e ci si mette a ragionare in una logica che garantisca prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, io credo che si possano fare dei passi in avanti. Medaglia d'oro alla Polizia di Stato, un riconoscimento da parte della provincia di Vicenza. La consegna è avvenuta ieri con una cerimonia solenne davanti al capo della Polizia a Vicenza. Il Presidente della provincia decreta di conferire la medaglia d'oro di benemerenza della provincia di Vicenza alla Polizia di Stato per solennizzare l'inscindibile legame e il profondo rapporto di collaborazione tra le due istituzioni. Un momento destinato a fare storia. La provincia di Vicenza consegna la medaglia d'oro di benemerenza alla Polizia di Stato. Una celebrazione solenne nella sontuosa Sala Stucchi di Palazzo Trissino, dove il riconoscimento è stato consegnato direttamente dal presidente della provincia, Francesco Rucco, al capo della polizia, Lamberto Giannini. Applausi da una platea di autorità politiche e istituzionali, il prefetto di Vicenza, il questore, ma anche tanti parlamentari e consiglieri regionali. Abbiamo riconosciuto la vicinanza quotidiana della Polizia di Stato sia rispetto al passato che rispetto al presente e che ci sarà anche nel futuro. Ringrazio perché è veramente con piacere e con orgoglio ricevere questa benemerenza della città, della provincia di Vicenza, ed è uno stimolo ad andare avanti così, a fare sempre meglio e ad affrontare insieme tutte quante le difficoltà che inevitabilmente ci saranno, ma con lo stesso spirito che ci ha permesso di superare fino adesso grandi difficoltà.
È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Per gli ulteriori approfondimenti e per tutte le altre notizie della giornata vi do appuntamento alle edizioni serali dedicate all'informazione con TG Bassano e con TG Vicenza. Io ringrazio la regia di Alessandro Costacurta e Renzo Rigon. Appuntamento a domani.